TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Ben ritrovati nei nostri studi. Oggi 1° febbraio 2021, una giornata importante per gli studenti delle scuole superiori perché finalmente sono tornati in classe in presenza, quindi hanno ripreso oggi, seppur in maniera ridotta, le lezioni in presenza, ed è davvero per loro una boccata d'ossigeno che stanno tirando, sapendo proprio le difficoltà che hanno passato in queste settimane, questi mesi di didattica a distanza. Allora proprio questa mattina il nostro Alex Giuliano ha fatto un giro per le scuole superiori di Bassano del Grappa. Dovremmo avere Alex al telefono, in collegamento telefonico, e così lanciamo anche le immagini che ha girato questa mattina all'ingresso dei ragazzi a scuola. Alex, mi senti? Ciao Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori. Dici bene, stamattina eravamo in giro per le scuole del nostro comprensorio per assistere al ritorno in classe dei ragazzi delle superiori. Le immagini fanno riferimento al liceo Brocchi di Bassano, dove ti posso raccontare che insomma scaglionati i ragazzi sono comunque arrivati rispettando le misure di sicurezza, insomma non ci sono stati particolari assembramenti. Ti dico che è stato un momento molto emozionante per i ragazzi stessi. Qualcuno addirittura ha improvvisato qualche scenetta sfiorando il volto dei compagni, dicendo: finalmente ti rivedo di persona e non solo a distanza, insomma non solo su Skype, su Zoom o sulle varie piattaforme dove i ragazzi hanno potuto fare didattica a distanza e dove si sono comunque sentiti in quest'ultimo periodo. Tutti con la mascherina, tutti rispettosi delle procedure, delle norme di sicurezza. Si intuiva che sorridevano perché, sebbene insomma la mascherina copra parte del viso, però gli occhi erano lucidi. Insomma un momento veramente importante. Si vede che ai ragazzi è mancato il contatto fisico, è mancato frequentare la scuola in presenza. Poi c'era, Alex, da sottolineare anche la forte partecipazione dei genitori, perché in prima linea si sono organizzati per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi, soprattutto per far sì che vengano evitati gli assembramenti, giusto? Assolutamente. Io ti riporto il caso proprio del liceo Brocchi di Bassano, dove c'erano 2 genitori che con la divisa da ausiliari del traffico davano una mano al vigile urbano, insomma, e ai responsabili, insomma, del traffico, proprio per incanalare i ragazzi e assicurarsi che non si formassero capannelli o comunque assembramenti. Genitori molto disponibili, noi li abbiamo anche avvicinati, insomma, compatibilmente con la frenesia un po' del momento, perché comunque il tratto di strada di fronte al liceo Brocchi è particolarmente trafficato, quindi comunque autobus che arrivavano, macchine che transitavano, i genitori dovevano stare attenti. Noi comunque abbiamo raccolto un po' delle loro dichiarazioni a caldo, ci hanno detto: siamo più che disponibili a dare una mano per la sicurezza dei nostri figli, per la sicurezza dei nostri ragazzi, perché è importante che siano ritornati a scuola. Bene, allora poi il tutto verrà trasmesso in un servizio nell'edizione serale del nostro telegiornale di TG Bassano. Assolutamente. Bene, Alex, intanto io ti ringrazio, buon lavoro, buona continuazione. Grazie a te Vanessa, e un saluto ai telespettatori. E ecco, dicevamo, siamo stati a Bassano del Grappa a vedere la situazione nelle scuole superiori a Bassano del Grappa, e adesso vedo anche in collegamento da Padova. Ci spostiamo perché poi parleremo anche degli studenti di Padova, ma vedo che c'è collegato il nostro Guido Barbato, perché aprono le scuole, ma aprono finalmente anche i musei e riaprono anche i bar. Guido, sei davanti a un bar tu. Hai già preso il caffè questa mattina? Sì, ma non in centro a Padova. Buongiorno. No, mi sono posizionato davanti a questo bar perché sono davvero a 2 passi dal centro culturale Altinate San Gaetano, che ha un bar al suo interno e dove gli organizzatori della mostra
i colori della vita di Van Gogh, stanno riproponendo l'inaugurazione ai giornalisti. Così un piccolo scoop legato anche magari alla parte politica dell'organizzazione è che l'assessore alla cultura di Padova, Andrea Colasio, Partito Democratico, abbia avuto modo di rilevare di come sia assurdo tenere chiuso in questo momento le esposizioni culturali nei fine settimana. Però il ministro della cultura, insomma, almeno fino a qualche giorno fa, era un appartenente al suo partito, l'ex segretario nazionale Dario Franceschini. Quindi insomma, lui stesso ha detto non capiamo perché chi organizza debba rinunciare agli incassi dei fine settimana delle mostre se tutte le regole vengono rispettate, e anche insomma, le istituzioni pubbliche che hanno i loro centri insomma, della cultura e dell'esposizione non debbano fornire un servizio di questo tipo il sabato e la domenica. Infatti mi trovo a 2 passi dalla Cappella degli Scrovegni, che anche questa riaprirà oggi su prenotazione, e quindi insomma c'è questo sollievo in città. Molto sollievo lo stanno provando anche ovviamente gli esercenti di bar e luoghi di somministrazione di bevande e alimenti, anche perché credo si possa dire, anche per l'aspetto occupazionale legato a queste realtà. Vi faccio un esempio: lo storico e monumentale Caffè Pedrocchi è rimasto completamente chiuso anche quando c'era la possibilità del solo asporto, per una scelta probabilmente anche forse di stile o legata alla realtà così secolare del Caffè Pedrocchi. Per cui da oggi ritornano in servizio, lì ci sono mi pare 29 dipendenti che riprendono a lavorare. Non tutte le strutture hanno messo al lavoro le persone al 100% dell'orario, anzi quasi tutti praticamente fanno rientrare il personale a part-time, proprio per vedere come vanno le cose, insomma, quanto durerà questa possibilità di rimanere in zona gialla ed eventualmente di usufruire ancora della cassa integrazione. Questa è un po' la sensazione. Un altro aspetto interessante, vedremo cosa succederà il mercoledì sera e le sere del fine settimana, quando a Padova in genere c'è un consumo rituale, insomma, dello spritz. Vedremo se le forze dell'ordine potenzieranno la loro presenza perché vengano rispettate tutte le istruzioni, sia che siano governative o insomma regionali, e si evitino gli assembramenti. Perché ci saranno limiti per quanto riguarda le chiusure anticipate, cioè restano quelle, essendo in zona gialla, restano le 18. Sì, però sai, gli spritz si asportano moltissimo, sì, in genere, e quindi è questo anche l'aspetto diciamo più legato forse all'ordine pubblico che non alla somministrazione. Vedremo cosa succederà nel corso della settimana. Ecco, intanto si diceva, mi collego anche a quanto hai detto tu, per quanto riguarda i musei, la sofferenza che hanno subito proprio tutte le categorie della cultura, musei in primis, perché abbiamo sentito anche in varie occasioni nelle nostre redazioni del Veneto gli stessi direttori dei musei che dicevano: noi abbiamo fatto di tutto per garantire la sicurezza a chi veniva al museo, con prenotazione, con distanze, con dispositivi, mascherine, guanti e quant'altro. Quindi era garantito il tutto. Si sono visti chiuse mostre, chiuse attività, soldi spesi per l'organizzazione di importanti eventi, come ad esempio quello di Van Gogh a Padova, che stiamo attendendo di ripoter vedere. Quindi insomma diventa anche una questione economica per i musei. Ma sicuramente Marco Goldin in questi minuti ha annunciato la possibilità di prolungare, di spostare in avanti a metà giugno la data di conclusione di questa sua esposizione organizzata qui a Padova. Pare che sia i musei che gli hanno prestato le opere del grande Vincent, sia le assicurazioni, perché c'è da dire anche questo, gli abbiano concesso questa possibilità. Il Comune di Padova non vede l'ora in realtà che questo avvenga, quindi questa è un po' anche un'anticipazione di cui magari vi parleremo poi nei nostri telegiornali serali. Certo, Marco anche perché Guido, ti interrompo un attimo, ma quant'è che è rimasta aperta la mostra di Van Gogh? Credo qualche settimana. Aspetta un attimo, 10 ottobre è stata l'inaugurazione, guardate le date sono qui, pochissimo. Vedere. Sì, pochissimo, esatto, pochissimo. E la chiusura prevista sarebbe fissata all'11 di aprile. Proprio poco fa, in questi momenti è in corso una sorta di seconda vernice per la stampa, che vi proporremo stasera. Goldin ha comunicato che conta di prolungare fino a metà giugno, sperando che varie cose girino
a suo favore in base alla sua esperienza di produttore di queste cose, insomma, che sappiamo con grandi risultati in un po' tutti i capoluoghi del Veneto, almeno quelli principali. Un'ultima battuta riguarda i ristoranti. Ristoranti, com'è la situazione? Avete sentito un po', sentito un po' il polso della situazione per quanto riguarda i ristoratori? Al volo Ti faremo sapere soprattutto per il fine settimana nei Colli Euganei, perché Padova è un po' caratterizzata da questo, come andranno le prenotazioni e l'affluenza in zona Colli, è una cosa che sicuramente vi parleremo magari stasera. Bene, allora io ringrazio Guido Barbato da Padova, buon lavoro, ti lascio continuare con i tuoi servizi, grazie Guido. Noi ci separiamo per qualche minuto, c'è una breve pausa. E rieccoci in diretta Focus TG, abbiamo in collegamento Skype la nostra Angelica Montagna che ha seguito tutta la questione legata alla riapertura dei ristoranti della nostra zona, vero Angelica? Allora, com'è la situazione nel Bassanese? Allora intanto buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori. Qui ci sono delle posizioni un po' diverse fra i ristoratori. Allora c'è chi ha aperto e addirittura ci dice per domenica sold out, cioè non c'è un posto libero perché la gente ha piacere di tornare a sedersi al ristorante ad essere servita, un po' un piacere che fa parte di quel ritorno alla normalità. C'è chi invece preferisce addirittura non aprire assolutamente nonostante si sia in zona gialla, perché un po' per protesta, un po' perché i ristori che sono arrivati sono ristori che non danno il senso appunto di quella che è la perdita da parte di questi operatori di questa categoria. C'è chi invece, come per esempio Paeto Cartigliano, è successa una cosa molto molto particolare, un po' buffa, ce la racconta al microfono, perché proprio la settimana scorsa, prima del decreto del venerdì sera, si era pensato a zona gialla ancora da domenica scorsa, tant'è che infatti molti quotidiani online, insomma anche i più autorevoli, avevano dato inizialmente che la zona gialla, quindi un po' liberi tutti anche per il Veneto, sarebbe stata domenica. E allora che cosa è successo? In questo ristorante piuttosto noto erano fioccate nel giro di 2-3 ore un sacco di prenotazioni, tant'è che, ci diceva il titolare, noi eravamo pronti ad accogliere tutti questi, poi quando abbiamo capito che in realtà non era domenica ma era da lunedì, abbiamo faticato non poco, abbiamo speso quasi mezza giornata per rintracciare tutti questi clienti e doverli avvertire e dire non è questa domenica ma è la prossima. Ecco, vi racconteremo di questo, di altro, vi racconteremo anche di degrado, purtroppo in Parco Ragazzi del 99 a Bassano, un episodio abbastanza increscioso che noi abbiamo documentato con qualcuno che ci parla, ci dice io ho fatto anche delle fotografie, ve le ho mandate, quindi sempre i telespettatori che noi ringraziamo sono molto collaborativi con la nostra emittente e io direi che per il momento Vanessa, se non hai altre domande, da Cartigliano posso anche restituire la linea. Grazie Angelica, allora grazie e buon lavoro, buona continuazione, poi tutto quanto ovviamente nei nostri telegiornali questa sera. Grazie Angelica. E abbiamo parlato della riapertura delle scuole superiori, sappiamo che c'è questa riapertura in presenza al 50%, però davvero per i ragazzi è un momento importantissimo. Abbiamo visto come è andata a Bassano, andiamo a vedere a Padova com'è la situazione oggi. Gli studenti non lo sentivano da fine ottobre, quando con l'aumento dei contagi le scuole superiori erano state chiuse e si era tornati a fare didattica a distanza. Questa mattina però la metà degli studenti padovani è tornata in classe. Ecco la situazione davanti a uno dei poli scolastici più grandi di Padova, l'istituto Marconi. Zaino in spalla, mascherine sul volto, anche se qualcuno arriva e la porta abbassata per fumare una sigaretta. All'esterno il personale ATA e la preside vigilano. I gruppi attendono nel cortile il proprio turno
turno d'ingresso. Gran parte degli studenti è arrivata in bus. Ecco com'è andata. Tutto ordinato, tranquillo, nessun problema. Per Samuele questo è l'ultimo anno, per lui è importante rivedere compagni ed insegnanti. Diciamo che in presenza si ascolta meglio e si capisce di più. Sono mancati i tuoi compagni di classe? Vabbè, quello sì, però comunque venendo qua per i laboratori qualcosa, li trovavo alcuni, poi gruppo di classe tranquillamente si iscriveva, videochiamata ogni tanto, però vederli fisicamente è diverso. Anche Matteo, studente di quinta, è felice. Tornare in classe è importante in vista della maturità, anche se ci sono ancora tante incertezze. Quest'anno è un anno particolare e si spera in una ripresa, sia per l'apprendimento, anche perché noi siamo in quinta, abbiamo gli esami di Stato. Speriamo che sia un esame di Stato fattibile e che ci diano informazioni al più presto, insomma. In cortile la preside saluta i suoi ragazzi, il loro comportamento deve essere responsabile, devono essere ligi nell'uso della mascherina. Stando a casa la usavano poco, quindi adesso l'idea di tornare e utilizzarla quotidianamente non sarà facile, però questo è il nostro compito, la loro esuberanza va un attimo non controllata ma gestita, ecco, preferisco dire così. Alle fermate arrivano i bus dedicati al trasporto verso le scuole. Sono quasi 20.000 gli studenti padovani che tornano in classe oggi. Da questa mattina sono attive le corse aggiuntive che segnalano i percorsi verso i principali poli scolastici della città e gli steward alle fermate. Si riparte con la speranza di non dover più chiudere, si spera, soprattutto nei vaccini agli insegnanti. Sì, gli insegnanti sono molto spaventati e sono anche una popolazione media piuttosto sopra i 50, quindi la paura del contatto vedendo le intemperanze dei giovani è elevata. Speriamo, qualcuno ha detto ci mettono nella fase 2, quindi dopo gli ottantenni come lavoratori a rischio, questo tranquillizzerebbe moltissimo la categoria. E con la ripresa delle lezioni in presenza per i ragazzi delle superiori a Cittadella, il sindaco ha firmato un'apposita ordinanza anti-assembramento. Obbligo per i ragazzi di fare il percorso più breve per tornare a casa e divieto di sostare all'aperto fuori dagli istituti scolastici superiori e nelle vie della città frequentate dagli studenti. Il comune di Cittadella ha emanato un'ordinanza urgente in vista della riapertura delle scuole superiori. Il sindaco Luca Pieroboni, insieme ai dirigenti scolastici, la polizia locale e le ditte di trasporto pubblico, si è attivato per garantire un rientro in sicurezza degli studenti. L'ordinanza vieta dunque qualsiasi tipo di assembramento in entrata e uscita da scuola. Per quanto riguarda le fermate degli autobus di Bus Italia, il punto più critico, quello di via Riva 4 novembre, il comune si è attivato per dividere le varie fermate creandone di nuove lungo via Verdi. Nessuna variazione invece per le linee della MOM. Alle 12.30 come sempre ci sarà il collegamento con il governatore Zaia, ma intanto noi ci separiamo per qualche minuto. E rieccoci in diretta. Ricordo alle 12.30 l'appuntamento con il governatore Zaia, è già tutto allestito nella sede, state vedendo nella sede regionale della protezione civile, stanno sistemando i microfoni, le ultime cose, insomma, e poi 12.30 lanciamo come sempre la conferenza stampa in diretta. E abbiamo parlato del ritorno a scuola dei ragazzi delle superiori, ritorno delle lezioni in presenza, ed è proprio ai giovani che si rivolge il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Un messaggio forte che manda proprio ai ragazzi raccomandando soprattutto di stare molto attenti, di rispettare tutte le norme anti-Covid. Io conto molto sui trevigiani e soprattutto un appello va ai giovani. Guardate, si può divertirsi lo stesso, stare insieme utilizzando la mascherina e utilizzando la distanza, anche perché lo dico, nel momento in cui dovessimo ovviamente fare assembramenti e aumentare i contagi, torneremo in arancione e in rosso, e questo non
produce disastri all'economia, ci fa solo ancora isolare, questo non serve a nessuno. È un appello alla cautela, quello che arriva dal direttore generale dell'ULSS 2 a poche ore dal ritorno al giallo e dal rientro a scuola per tanti studenti, mentre l'Istituto Superiore di Sanità certifica come la seconda ondata in Veneto, peraltro ancora in corso, abbia provocato 6.528 decessi da ottobre a gennaio contro i 1.949 della prima, un dato che pone la regione subito dopo la Lombardia e prima dell'Emilia-Romagna. Ovvio quindi che ci sia apprensione in un momento in cui i vaccini dovrebbero correre più del virus. Bene quindi l'ok di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nei confronti del siero AstraZeneca, nonostante la raccomandazione di somministrarlo in via preferenziale ai soggetti tra i 18 e i 55 anni. Il fatto di aver limitato l'età va benissimo comunque, perché potremo utilizzarlo ovviamente noi e i medici di famiglia che il 3 di febbraio li incontriamo, quindi anche loro con noi daranno una grande mano per la vaccinazione di tutta la popolazione. Insomma, fa intendere Benazzi, non ci sono problemi per la campagna vaccinale prioritaria, quella rivolta agli over 80 e slittata per i ritardi di Pfizer al 15 febbraio, data che viene confermata. Partiamo con la Corte nel 1941, adesso arriveranno le lettere o le chiamate comunque ai destinatari e faremo nei 20 punti all'interno della provincia di Treviso, di cui 8 sono già consolidati, 12 li stiamo perfezionando con i sindaci. Consegne permettendo, la macchina vaccinale dell'ULSS 2 è pronta a garantire grandi numeri. Noi pensiamo di arrivare, se abbiamo il numero adeguato di vaccini Pfizer o Moderna, a vaccinare anche 3, 4 mila, 5 mila persone al giorno, perché chiaramente così finiamo prima e andiamo ovviamente a proteggere la popolazione che è a rischio. E per avere i numeri dei vaccini e appunto la situazione anche dei nuovi contagi, alle 12.30 ricordo il governatore Zaia darà come sempre tutti gli aggiornamenti, e voglio ricordare tra l'altro anche per chi ci sta seguendo che al termine della conferenza stampa che trasmetteremo in diretta ci sarà una nuova puntata di linea diretta con ospite nei nostri studi il presidente di ETRA SPA Andrea Levorato, che farà un po' uno spaccato della situazione, un bilancio del 2020 per quanto riguarda la multi-utility e tutte le previsioni che interessano questo nuovo anno appena cominciato. Si diceva tanti settori che questa pandemia ha messo in ginocchio, uno su tutti quello dello spettacolo. Attualmente, a oggi, io ho percepito 2 volte 600 euro a aprile e maggio, e dopodiché non ho più percepito nessun ristoro. Una situazione impossibile per questo giovane imprenditore di Pieve di Sodigo, che come molti altri appartiene al settore dello spettacolo. Una passione che è diventata impresa, tanti sacrifici per strutturarsi, a volte anche azzardando un po' economicamente. Tutto funzionava bene fino a febbraio scorso. Dal 23 febbraio, insomma, quando c'è stato il primo annuncio di questa pandemia, e da quel giorno lì, insomma, il lavoro si è azzerato. Poi i giorni dell'attesa utilizzati per rimettere a posto il magazzino, poi una timida speranza questa estate, poi ancora le nuove chiusure e l'orizzonte nero di questi giorni. Un comparto fatto di tecnici e di operai, di palchi e di tralicci, di luci ed effetti per spettacoli ma anche per stand fieristici. Tutto irrimediabilmente fermo e senza un sostegno reale da parte delle istituzioni, destinato anch'esso a morire economicamente, soffocato dal coronavirus. Sto lavorando con i miei risparmi, cioè stiamo mantenendo tutta la struttura con le proprie forze. Fino a che ce la faremo. Penso che arriveremo al collasso e non riusciremo a tenere in piedi una struttura del genere, che abbiamo costantemente delle spese importanti, e quindi non credo che ce la faremo. Adesso ci spostiamo invece nell'Alta Padovana e andiamo a Borgo Rico, dove è stata inaugurata un'aula speciale. Sarà la casa degli studenti e il punto di riferimento per l'intero territorio. È stata inaugurata nel giorno di San Giovanni Bosco, patrono degli studenti, la nuovissima aula studio comunale ribattezzata Il Cardo. Ecco, che è appena arrivato il presidente Zaia, eccolo qua, e quindi io vi lascio adesso puntualmente alla conferenza stampa in diretta. E penso sia utile per tutti voi e per i cittadini ovviamente dare uno spaccato di quello che è stato il tema trasporti questa mattina.
così evitiamo che si diffondano leggende metropolitane. Se avete domande o segnalazioni, la vicepresidente è qui a disposizione. Prima del suo intervento do il bollettino. Allora, sui tamponi siamo a 2.613.000 tamponi rapidi e 3.756.472 molecolari. Allora, il totale nelle ultime 24 ore è di 510 casi. In soldoni così tradotti. Vi ricordo sempre che il fine settimana, soprattutto i dati del lunedì mattina, che poi avranno una rettifica sicuramente domani, soprattutto sui morti o su altri dati, diciamo sono sempre dati da prendere un po' con le pinze. 11.562 tamponi, 510 positivi, totale 4,41, quindi vedete un'incidenza bassa. Peraltro devo anche dirvi che abbiamo avuto, ieri sono stato in laboratorio dal dottor Rigoli, ieri mattina a Treviso, hai anche, come si può dire, un'immagine plastica di quello che è il crollo dell'infezione, perché mi ricordo che quel laboratorio che ho visto in piena crisi a dicembre tracimava di provette, tracimava di personale. Ieri praticamente c'era un piccolo plateau di tamponi da mettere in PCR, quindi da farci l'analisi molecolare, che dà una dimensione insomma dell'infezione che ha avuto una sua evoluzione. Totale dei positivi da inizio è 312.695. Vi ricordo che tra 20 giorni avremo l'anniversario di un anno da sta disgrazia. Positivi ad oggi sono 33.820, che ovviamente caleranno di giorno in giorno per le negativizzazioni. In ospedale abbiamo 2.210 persone, ci stiamo avvicinando al massimo di marzo, diciamo in positivo, nel senso che stiamo calando. Marzo massimo, il 31 marzo ebbe 2.068, vedete sono 2.210, se continua questo trend ormai sono esattamente, è dal 1° gennaio, quindi abbiamo fatto 31 più 1, 32 giorni di calo, e se continua questo trend in settimana dovremmo arrivare ad eguagliare marzo. Come sono distribuiti questi 2.210 pazienti? 1.963 sono in area non critica, meno 19, e i 247 sono in area critica, quindi in terapia intensiva, sono meno 7. Se volete fare la foto, prego. Totale dei morti più 39, 8.970. Questa è la parte tragica di questo incubo. Vi ricordo che siamo ancora, ho visto stamattina un'indagine, l'ottava regione in Italia per mortalità su 100.000 abitanti. Sì, comunque anche in percentuale sulla popolazione, insomma, quello è il riferimento. Dimessi 14.347. Ovviamente fino a settimana calano le dimissioni, perché la domenica non è che c'è un'esplosione di dimissioni. Alcune considerazioni prima di passare. Ci tenevo in particolar modo di fare gli auguri al signor Roberto Ginasio, che è qui di Marghera, che oggi compie 100 anni. Ho visto che è anche riportato nei giornali e quindi faccio gli auguri veramente di cuore al signor Ginasio Roberto Ginasio Zuin, e 100 anni oggi, quindi una bella età. Volevo dire che come considerazioni, vedete che il trend c'è un trend che è confermato. Ovvio che da oggi cambia lo schema di gioco, per usare un termine calcistico. Da oggi cambia lo schema di gioco, da oggi entriamo in una modalità, in uno scenario che è diverso da quello che avevamo fino a ieri. Da oggi pesa molto di più la responsabilità individuale,
perché prima la responsabilità individuale veniva, come si può dire, in un certo qual modo compensata e surrogata da misure, no? Avevamo le zone arancioni, avevamo le zone rosse, come è accaduto ad esempio durante il periodo natalizio, e la preoccupazione è grande. Come voi sapete, io non ho mai fatto il tragico, nel senso che penso che quest'estate, spero che siamo tutti liberi di andare in spiaggia, spero che quest'estate si possa tornare alla normalità, e se non sarà così è perché non avremo vinto la nostra battaglia, ma non perché ce l'auguriamo di avere la sfiga. E io sono convinto che oggi dobbiamo ancora stringere ancora di più questo patto con i cittadini. Guardate, ho visto delle immagini, no? Le avete viste tutti, gli assembramenti a Roma, nelle città. Ecco, io dico ai cittadini, diamoci una mano. È un lavoro di comunità questo, no? Dobbiamo immaginare di essere come a marzo, che abbiamo fatto un grande e strepitoso lavoro, e vi ricordo che quel modello dell'Istituto Superiore della Sanità è un attimo per entrare in uno scenario di rischio alto e tornare da arancione a rosso. Non c'è più una gradualità come avevamo una volta, no? Vi ricordate il famoso R con T, dove il Veneto, nonostante le arrampicate, non è mai arrivato una volta un R con T che non prevedesse la zona gialla. Questo lo dobbiamo ricordare. Voglio ricordare che sono stati introdotti con gli ultimi provvedimenti del governo ulteriori elementi oltre all'R con T, a parte il fatto che l'R con T adesso la soglia è stata abbassata. Gli ulteriori elementi sono quelli dello scenario, no? Rischio moderato, rischio medio, rischio alto. Quindi in una settimana, se questi scenari si riprendono, si passa tranquillamente alla zona arancione. Quindi evitiamo questi passaggi. Massima attenzione. Poi sapete, qui il mondo è spaccato a metà. Ci sono adesso non so dirvelo, diciamo i fan del lockdown senza se e senza ma, perché ce ne sono, una categoria diciamo meno nutrita della popolazione, ma c'è chi perché ha tranquillità reddituali, perché non ha nessun problema, il lockdown nella sua vita magari ha un impatto che è relativo, chiede il lockdown, e abbiamo costantemente persone che chiedono il lockdown, a prescindere, lo chiederebbero forse anche per un raffreddore, visti i presupposti con i quali lo chiedono. Dall'altro ci sono cittadini che hanno un comportamento responsabile, si pongono esattamente a metà, che sono quelli che dicono cerchiamo di convivere con il virus ma facciamolo diciamo con cognizione di causa e con senso di responsabilità, e alla fine c'è l'altro estremo che è coloro che sono per i liberi tutti. Allora io penso che i due estremi non li dobbiamo considerare in questa fase, dobbiamo considerare che dobbiamo essere tutti responsabili, pensando che ogni nostro comportamento può pesare. Guardate, quello che accadrà in queste ore, in questi giorni, in queste settimane ci darà una contabilità a fine febbraio. Se riparte l'infezione, ripartiranno prima le aree non critiche, quindi i ricoveri ordinari, poi inizieranno a impennarsi le terapie intensive e poi inizieranno a riprendere i decessi. Parimenti prima calano i ricoveri, dopo calano le terapie intensive e infine i decessi. Vedete che abbiamo ancora una coda di decessi. Quindi tutti dobbiamo avere ben chiaro questo. Io oggi non presento nessuna ordinanza, lo voglio fare, guardate che non è un atto eroico, avrei potuto tranquillamente presentare l'ordinanza contro gli assembramenti, che è quella che abbiamo già presentato in passato delle ore 11 del mattino, che ha fatto anche il collega Federica. Voglio fino in fondo investire sulla fiducia nei cittadini questa settimana. Per noi è fondamentale iniziare questo corso tendendo la mano. Non è una questione di guardie e ladri, Cioè non è che da un lato c'è chi fa le ordinanze, dall'altro c'è chi le legge bene per capire come bypassare le ordinanze. Qui la vittoria è la vittoria di tutti, la sconfitta è la sconfitta di tutti. Sulle scuole, come vi ho detto la scorsa settimana, in giornata verrà ultimato il progetto
è la base, diciamo, dell'ordinanza per le scuole, solo per le scuole. Rispetto al monitoraggio, voi sapete che avevamo annunciato un progetto di monitoraggio delle scuole che vogliamo intensificare secondo anche delle nuove modalità, poi capirete quando lo vedrete, che andrà in CTS regionale, in Comitato Tecnico Scientifico Regionale. Contiamo di mandarlo domani sera, al massimo mercoledì mattina, e poi si parte con l'operatività, cercando di essere di supporto anche a quello che è l'ambiente scolastico, che è quasi 250.000 persone nelle superiori, ovviamente ragazzi e operatori, insegnanti, che per far sì che in un momento come questo ci possa essere un minimo di monitoraggio sul grado di circolazione del virus, per non ritrovarci grosse sorprese. Ovvio che siamo preoccupati, perché al di là di tutte le enunciazioni di principio, il tema della scuola è un tema importante che prevede delle aggregazioni non insignificanti, monte aggregazioni della scuola di circa 700.000 persone nel suo totale. Per cui guardiamo con attenzione e vogliamo mettere in piedi questa campagna di monitoraggio, che sia una campagna validata scientificamente. Ci sta lavorando la dottoressa Russo e il professor Baldo, Vincenzo Baldo dell'Università di Padova, che è l'unico titolato a verificare questi temi, visto considerato che il docente di epidemiologia e di sanità pubblica si occupa di piani di sanità pubblica, e quindi anche lì andremo a fare delle campagne di test nelle scuole, però con una metodologia e un protocollo stabilito direttamente a priori. Lo vedrete, perché dovrà essere ovviamente oggetto di ordinanza, perché ovviamente il nostro riferimento è una comunità scolastica, ed è esattamente quello che vogliamo fare. Io non aggiungo altro, passo la parola per le domande e poi l'assessore e la vicepresidente De Berti. Tosato, Vanzan e quant'altro. Filippo Tosato, Il Mattino di Padova. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Intanto una cosa, questo monitoraggio scolastico riguarderà tutte le superiori scuole, in particolar modo. Ma anche le altre? Come le altre? Anche gli altri ordini scolastici? No, le superiori. Le superiori. Sì. Ecco. Considerate che vi annuncio già che si reintrodurrà, ma anche qui capiamo perché. Perché a me tutta sta gente che sa tutto di tutto mi sono anche un po' rotto le palle. Allora, se il virus circola in maniera importante, tu capisci che il rischio di lasciare in classe delle persone in presenza di un positivo è elevatissimo. Se il virus ha un'incidenza come quella di oggi, questa è epidemiologia, cioè oggi facciamo fatica a trovarlo, in questa fase facciamo fatica a trovarlo, e vedrete professor Baldo giovedì vi dirà quanto ne troviamo in una popolazione, diciamo, normale. Ecco, se il virus ha un'incidenza bassa, ovvio che ripristiniamo la presenza in aula con tampone e ovviamente la quarantena del positivo. Si torna a quello nello schema, ma con tanto virus in giro non puoi rischiare di fare una roba del genere. È l'ABC questo. Quindi vi annuncio già che una delle misure dell'ordinanza per la scuola è questo, cioè lasciare in aula i ragazzi, però ovviamente da quando sarà firmata l'ordinanza. Se accadesse stamattina, così evitiamo che qualcuno dica ah ma Zaia aveva detto, c'è il piano vecchio. Diciamo, verosimilmente dalla prossima settimana o da metà della nostra, di questa, si passa al piano dove il contagiato va a casa in quarantena, gli altri ragazzi restano in aula con mascherina previo tampone per verificare che non ci siano dei contagi secondari. Ecco, volevo farle due domande. La prima riguarda i vaccini. Ieri sera il commissario Arcuri ha detto in TV che il nostro Paese al momento dispone del 60% in meno dei vaccini previsti. Dei vaccini previsti dal piano che lui stesso ha elaborato su base nazionale e poi a cascata in tutte le regioni. C'è molta aspettativa sull'arrivo dei nuovi prodotti, soprattutto AstraZeneca, ma al di là degli auspici, delle speranze e degli auguri che tutti facciamo a questa campagna, la sua impressione, dati alla mano, è quella che gli obiettivi prefissati si potranno raggiungere o realisticamente andranno
ritardati nel tempo? Intanto noi siamo pronti. A noi basta che qualcuno introduca nella coclea la materia prima e noi insacchettiamo, nel senso che tradotto vuol dire dateci i vaccini e noi vacciniamo. Dopodiché guardate, questo è un fenomeno che io paragonerei, ve lo ricordate il tema dei dispositivi di marzo? Partivamo da zero, poi centellinati e poi c'è l'esagerazione, perché adesso ce n'è per tutti. Io penso che questo sia un rigagnolo d'acqua che si ingrosserà sempre più e diventerà un fiume. Perché vi dico questo? Perché è ovvio che saranno vincenti i sistemi che riescono a vaccinare. Perché se oggi qualcuno pensa che il modello che ha adottato rappresenti una costante da mantenere, no. Cioè bisogna essere pronti quando arriverà la botta di vaccini e dovremo recuperare tutto il tempo perso. Non è un caso che io oggi ho visto, prima di scendere in conferenza stampa, non so se l'avete visto, Pfizer ha annunciato che ci sarà una previsione di surplus di produzione nelle settimane future. Ma sarà inevitabile, Moderna incrementerà. Ovvio è che al momento è disatteso il piano di distribuzione dell'Unione Europea, della commissaria, e quindi a cascata su di noi. Resta il grande tema, due grandi temi. Il primo di capire, siccome ormai c'è sempre un venticello che sembra che si possano andare anche a comprare i vaccini, chiariamola sta storia, ma è un appello che faccio a livello nazionale. Cioè, se è vero che qualcuno li propone, è altrettanto vero che qualcuno li può comprare o li comprerà. Mi sembra di rivivere il momento delle mascherine, no? Non ce n'erano, però c'era chi aveva il container pieno pagandole. Allora, noi è ovvio che non è che possiamo strapagare, però vorrei capire anche se c'è una produzione dedicata all'Europa e poi ce n'è una, diciamo, collaterale. Basta leggere le cronache inglesi per capire, insomma, che di produzione ce n'è. Questa è una verifica da fare. L'altro, se da un lato investiamo nei vaccini, io inviterei tutti a non distrarsi dai monoclonali. Cioè, guardate che la partita dei monoclonali vale quanto quella dei vaccini. Io spero che questo Paese autorizzi l'uso, anche se volete definirlo compassionevole, dei monoclonali, come è accaduto negli Stati Uniti con l'FDA. Che cos'è l'anticorpo monoclonale? È una speranza di salute, di vita, che si sa già che funziona nelle prime fasi. Allora, è vero che c'è una sperimentazione, noi ci candidiamo a questa sperimentazione, figuratevi, dell'AIFA, però è altrettanto vero che questi che noi sperimenteremo sono autorizzati in via emergenziale in altri paesi e funzionano. Non serve che vi faccia il solito esempio logoro trito-ritrito di Trump che è stato curato con i monoclonali. Però capite che a fianco ai vaccini c'è tutto un tema di cure che non possiamo trascurare e quello dei monoclonali è l'ultima frontiera e sembra funzioni. Questo è il contesto. Dopodiché noi qua siamo pronti, attendiamo i vaccini, adesso arriva AstraZeneca, 18-55 anni, questa è la fascia d'età, e quindi somministreremo anche AstraZeneca. Ovvio è che l'immunità di gregge con un vaccino come AstraZeneca, che dà una copertura, una risposta anticorpale al 60%, è un'immunità di gregge, diciamo, un po' più difficoltosa rispetto a quello che si legge. Però insomma si andrà anche alla somministrazione di AstraZeneca. Stamattina l'assessore Lanzarin ha fatto l'incontro per partire con la categoria over 80 e dopo a ruota over 75, ha esaurito l'over 80, andremo, quindi prima si esaurisce da 80 anni in su fino ai 120 anni che ci sarà in Veneto e poi dai 75 in su fino agli 80 anni. E ovviamente si inizia a febbraio anche con questa categoria. Con entrambe si inizia a febbraio, sia con gli over 80. Con la priorità, prima bisogna esaurire gli over 80. Certo. Sì, sì. Noi dobbiamo ancora finire la prima parte, Certo. Quindi dobbiamo prima finire la prima parte sanitaria, RSA e quant'altro, e in contemporanea over 80, più o meno in contemporanea. Siccome pare di capire che ovviamente prima bisogna garantire i richiami, no? Sì. E siamo sempre
siamo sempre nella fase 1, cioè quella dei soggetti più esposti a rischio. La copertura degli over 80, l'inizio della copertura è l'avvio delle prime dosi, quando è ragionevolmente prevista? Allora, oggi abbiamo definito, perché è chiaro che, come diceva il Presidente, dalle ultime novità dobbiamo modulare di volta in volta il piano, no? Quindi oggi abbiamo definito che oggi parte la lettera che arriva alle USL, in cui mandano via le USL lettere per gli over 80. Noi prevediamo già non questa settimana, dalla settimana prossima potrebbero iniziare con gli over 80. Quindi la sta confermando il 15? Sì. Considerate che un po' li abbiamo già fatti perché sono quelli delle case di riposo, sono gli ospiti delle case di riposo. Mentre per i 75-80 si va a marzo. A seguire. A seguire. Scusate, ma posso intromettermi? Prego. Alda Vanzan, Gazzettino. La settimana scorsa ci avete dato delle date precise, e cioè si finisce la fase 1A, operatori sanitari, ospiti delle case di riposo, operatori delle case di riposo. 15 febbraio si inizia con la classe, la coorte, come l'avete chiamata, 1941, cioè gli ottantenni. Sì. 15 febbraio. 22 febbraio si inizia con la classe 1946. La settimana di là si inizia a scalare 1940, la settimana successiva 1945. Quindi io non ho capito da quello che ha detto il Presidente se questo piano annunciato la settimana scorsa è confermato o se c'è uno sfasamento. Perché prima il Presidente ha detto si inizia dagli 80 anni e si arriva ai 100, ma rimane il parallelismo da 80 a 100 e da 70 a 100, oppure l'avete cambiato perché AstraZeneca non si può usare? No, prudenzialmente si parte in coda per evitare di trovarci a vaccinare magari persone più giovani, perché se fai il parallelismo finisce che tu viaggi con gli over 75 a fianco agli over 80. E avendo questi chiari di luna nelle forniture e AstraZeneca che fa 18-55, capite che lo scenario cambia in continuazione. Certo è che a febbraio si prende per mano questa partita, è ovvio, questo sì. Noi contiamo di aggredire anche gli over 75 a febbraio. Quindi, per capire bene, voi iniziate, chiedo anche all'assessore, voi iniziate con la coorte del 1941, cioè i signori che quest'anno compiono 80 anni, che abitano a casa, lunedì 15 febbraio. È partita la lettera alle ULS perché le ULS convochino questi signori. Sì. È fermo, è al momento sospeso il 75? Sì, confermo che è fermo il 75 perché, allora, l'ha spiegato il Presidente, un po' dipende dai vaccini, anche il piano vaccinale nazionale parte dagli over 80, include gli over 80 come in questa fase, quindi abbiamo reiterato con gli over 80 proprio per attenerci a quelle che sono disposizioni di piano nazionale e anche quantità di vaccini che noi abbiamo, quindi si partirà con 40, poi 41, scusatemi, 40, 39 eccetera, solo quando avremo finito tutta questa fase, quindi se una persona avrà 101, 102, 103, 104 anni, insomma non so il più vecchio di che classe sia, poi partiamo con gli over 75. Cioè si inizia anche, fin tanto che arrivate al signore che oggi compie i 100 anni a Marghera. Sì. Sì, peraltro c'è una risposta che magari qualcuno vi farà, dice ma perché non iniziate dai più anziani, dal centenario e venite in giù? Perché viene calcolato, cioè l'epidemiologo valuta la mobilità, nel senso che è più a rischio un ottantenne patentato che va a fare la spesa, va in giro, di magari un centenario che magari è seguito in una struttura piuttosto che dai familiari. Questo è l'unico motivo, non è un controsenso. Scusate, ecco, eravamo rimasti a Filippo, poi l'Alda però magari aveva altre domande. Allora, tu sei sempre sui vaccini? Concludo con una... Sì, e poi Bonet, allora, e poi l'Avanza anche ha da fare altre domande. Quindi lui sta sui vaccini, chiudiamo i vaccini. Radio Wellness. Io concludo chiedendo una sua valutazione, un suo commento su questa ultima coda polemica che riguarda i tamponi antigenici, ovvero
C'è stato questo documento firmato dai responsabili di tutte le microbiologie del Veneto e anche dagli aiuti, che difende insomma l'impiego nello screening dei tamponi rapidi, dei tamponi antigenici. Un impiego che è stato validato sia dall'Istituto Superiore di Sanità che dal Ministero della Salute. Siccome i firmatari sono 14 responsabili di questo documento, il professor Crisanti ha affermato che 14 per 0 è uguale a 0, ovvero che questa presa di posizione a suo avviso non ha nessun valore, anzi è un segno di debolezza. Non sono preparato per rispondere, potrei invitare i 14, però stavo pensando. No, c'è un aspetto tecnico. Va bene, grazie. Prego. Allora, buon esempio sui vaccini, poi ripartiamo Coalda, Radio Wellness. Volevo capire se c'è, a beneficio dei cittadini, un sito in cui il calendario vaccinale è visibile, magari anche con queste modifiche. Lo chiedo perché abbiamo ogni giorno richieste, ma allora hanno cambiato, siccome ovviamente abbiamo capito che non dipende anche da voi, però se ci fosse un luogo virtuale in cui il cittadino può entrare a guardare, così li teniamo costantemente. Facciamo un link nel sito della Regione e lo teniamo pubblicato, ovviamente sapendo che può essere sempre aggiornato. Esatto, cioè magari così. Facciamo un link diretto. Quindi anche i tecnici che ci stanno ascoltando, diciamo, se predisponiamo un link in modo tale, calendario vaccinale Covid, poi uno entra. Perché al di là degli anziani di cui giustamente ci stiamo occupando prioritariamente, però ci sono anche tanti disabili, ognuno con la propria disabilità, che ci contattano a me quando tocca e noi... Corretto. Grazie. Prego. Allora ricominciamo Coalda, poi passiamo a Radio Wellness, poi a Fois Media Nord-Est. Grazie. Ritornerei sui vaccini, al di là dell'informazione che darete con il link sul sito. Fermo quindi la sospensione degli over 75, la prosecuzione degli over 80. AstraZeneca è invece riservato alle categorie a rischio, quindi poliziotti, agenti di polizia, insegnanti, quando arriverà? I servizi essenziali? Sì, va bene. Sì, è confermato. Poi invece lei, Presidente... Perdonami, mi permetto di dire solo una cosa. Più che dire saltano gli over 75, diciamo che non iniziano in parallelo con gli over 80, ma sono a seguire. E non vorrei che magari uno che ha 75 anni o 76 dice ma cosa sta succedendo? Sì, però allora avremo 3 fasi, Presidente, cioè dagli 80 in su, dai 75 agli 80 e poi cosa fate dai 75 in giù? E poi ci sarà un'altra fascia, guardate, il target da aggredire è over 65, questo è il vero tema. E quindi noi siamo in sicurezza quando almeno abbiamo vaccinato tutti gli over 65. Cerchiamo di mettere in sicurezza più velocemente i più fragili. Scusa Presidente, ma allora mi sono persa la categoria dei lavoratori essenziali, quella quando viene introdotta. Assessore. La categoria di servizi... Allora, essendoci stata la validazione di AstraZeneca con delle caratteristiche, voi sapete, ben definite, 18-55 anni, noi quando ci arriva AstraZeneca, che dovrebbe arrivarci verso il 20 di febbraio, dal 15 al 20 febbraio, è chiaro che partiremo subito con la categoria dei servizi essenziali con AstraZeneca, che vuol dire forze dell'ordine, insegnanti, cioè tutte quelle categorie che fanno parte di questo ambito, perché sono quelli che hanno le caratteristiche per venire vaccinati con AstraZeneca. Posso chiedere una cosa in più su questo? E queste categorie riceveranno a casa? Queste categorie sarebbero quelle che dovrebbero essere vaccinate con i medici di medicina generale. È stato parlato anche l'altro giorno a livello di conferenza delle regioni. In questa settimana il Ministro dovrebbe chiudere la parte, appunto l'accordo economico con i medici di medicina generale. Noi siamo pronti, ma aspettiamo la chiusura dell'accordo nazionale, chiaramente per avere uniformità. La categoria dei servizi essenziali noi vorremmo demandarla ai medici di medicina generale e alle farmacie quando ci sarà il chiarimento rispetto come le farmacie possono intervenire all'interno della fase della vaccinazione. Allora, ricominciamo con Alda. Presidente, lei ha detto che questa settimana non farà un'ordinanza rispetto al contrario di quello che invece aveva fatto alla fine dell'anno scorso e che si affida alla responsabilità dei cittadini.
Una settimana perché venerdì potrebbe esserci una nuova colorazione? No, quando restiamo noi gialli adesso? Una settimana perché vediamo anche come andrà il fine settimana, no? Cioè, dopo vorrei anche ricordare che questa eventuale ordinanza sulla mescita agli avventori da seduti e che diciamo che inizia obbligatoriamente dalle ore 11, che è la nostra vecchia ordinanza, che è quella che ha ripreso il Friuli Venezia Giulia, e non il consumo in loco per quelli in piedi negli altri orari, non è quella che rivoluziona la vita, perché se uno vuole andare a passeggiare e fare lo struscio, cioè deve capire che il vero tema, dobbiamo spiegare ai cittadini, è quello dell'assembramento, no? Di queste passeggiate dove si crea un aerosol naturale o altro. Bisogna un po' diluire le presenze, le spese si va a farle, e per carità ci mancherebbe, però con un minimo di buon senso di non far la calca tutti alla stessa ora, allo stesso giorno. Le riformulo la domanda però, la classificazione giallo per il Veneto tutte le settimane viene fatto. Quindi in teoria venerdì potrebbe esserci una diversa classificazione. Noi speriamo che ci sia una conferma. Certo. Però il venerdì è la giornata del giudizio. Radio Wellness, poi Fois, se puoi avvicinarti, grazie. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Marco Lacava, Radio Wellness. Oggi le porto 2 richieste arrivate in redazione. Ci ha contattati la signora Paola, una signora under 65 che porta con sé delle patologie importanti. Fortunatamente ad oggi non si è infettata col Covid, però è chiusa in casa, in gabbia, lei dice, da circa 1 anno. Lei voleva capire se, alla luce di quanto emerso sul vaccino AstraZeneca, lei e tutti i soggetti patologici verranno tutelati con l'utilizzo di vaccini Pfizer o Moderna, vista la percentuale di efficacia più alta. E poi, oltre a questo, ci ha contattati anche la Presidente degli informatori scientifici del farmaco del Veneto, chiedendo nuovamente se la loro categoria possa essere inserita all'interno delle categorie a rischio. Avevamo già portato, mi sembra il collega Tosato aveva portato questa domanda, e se ci sono novità al riguardo. Grazie. Ci sono novità perché ne abbiamo parlato anche stamattina, fanno parte delle categorie essenziali, quindi si va in tutto questo secondo blocco che dovrà partire per i formatori del farmaco. Per quanto riguarda persone diciamo con comorbidità, con fragilità particolari, è previsto di utilizzare vaccino alternativo all'AstraZeneca. Grazie. Prego. Fois, Media Nord-Est. Buongiorno Presidente, io Buongiorno. volevo chiederle questo, i dati sono positivi, abbiamo visto da parecchio tempo, lei comunque ha detto che si sente preoccupato, certo. Io volevo chiederle se ha in mente qualche cosa nello specifico che la preoccupa, vale a dire la sua preoccupazione si concentra tutta sui comportamenti personali oppure nelle regole anticontagio, nei provvedimenti che sono in vigore ci sono delle falle per cui nei negozi, nei bar, nelle scuole c'è comunque un margine di incertezza? No, guarda, a me preoccupa sta stagione del semaforo. Noi abbiamo un semaforo, no? Giallo, arancione e rosso. E spesso viene interpretato come un semaforo. Cioè il giallo corrisponde al verde, per qualcuno non è giallo. Voglio ricordarvi che giallo non è verde. E via, quando scatta il giallo, tutti liberi. Arriva l'arancione, si tira un po' il freno a mano, arriva il rosso, tutti sarai in casa. Se noi riusciamo a uscire da quest'ottica e pensare che potrebbe essere sempre giallo per noi, o addirittura anche verde, semplicemente se rispettassimo noi delle regole, cioè arrivo all'incrocio, se vedo che c'è traffico, avanzo pian piano, lascio passare le macchine attraverso l'incrocio. Non serve il semaforo, no? Il semaforo è un'invenzione moderna. Il buon senso ci ha permesso comunque di guidare le auto negli incroci senza semaforo per decenni. Invece oggi il semaforo viene interpretato come via libera. Cioè, a questo punto tu attraversi l'incrocio senza guardare neanche a destra e a sinistra. Perché dici, tanto che il semaforo è giallo. Poi arriva un pazzo, no? Che non guarda il semaforo, che ce l'ha rosso, perché lui corre, si è distratto, ti prende e ti schianti. È la storia dell'infezione questa, no? Perché dobbiamo... Allora, al ristorante si può andare, a fare la spesa si può andare, al bar si può andare. Però mascherina, rispetto delle regole, evitiamo di andare in assembramenti inutili. Ste mega folle oceaniche che abbiamo visto nelle foto di ieri, cioè sono veramente preoccupanti. Peraltro devo anche dire
Le grandi città non hanno dato una grande prova di civiltà, perché voglio ricordarvi che ieri era anche, noi siccome noi veneti siamo rispettosi delle regole, ieri era anche zona arancione, non si potevano fare quelle robe. Per cui capite, se il problema torna a essere il problema degli ospedali, allora vuol dire che non ci siamo. Voglio ricordarvi che il Portogallo è in lockdown e carica i pazienti, ascoltatemi bene, in aereo e li porta fuori paese. La Francia ha intensificato le sue misure lockdown, addirittura ha fatto il coprifuoco alle 6 di sera, se non ricordo male. La Germania è in lockdown fino a fine febbraio, la Gran Bretagna è in lockdown fino a marzo, ha chiuso anche tutte le scuole, tutti stanno crescendo, cioè voi capite che è impensabile pensare che noi siamo un'isola felice, siamo circondati, il virus è ubiquitario. Allora abbiamo fatto un bel lavoro, questo paese ha fatto la scelta di non fare i lockdown ma utilizzare le zone, sembra abbia funzionato fino adesso, perché alla fin fine, cioè noi, questo paese, cioè parlo il Veneto, ha fatto un lockdown di 2 mesi a marzo, poi noi il lockdown non ne abbiamo più fatti, perché comunque abbiamo mantenuto, vi ricordo che a marzo abbiamo chiuso tutte le attività produttive, cioè, perché poi la memoria non ci aiuta a volte, abbiamo chiuso tutto. Quindi io direi di fare questo sacrificio e sapere che il semaforo a volte può sbagliare. Rischi di trovarti il verde, magari c'è un cortocircuito, un difetto sulla scheda del semaforo e ti ritrovi che anche gli altri hanno il verde e ti schianti. Quindi guardare sempre l'incrocio prima di attraversare, è sempre prudente. Altre domande? Mario Moscardi. Sì, buongiorno Presidente. Mi è arrivata una richiesta da parte di una persona riguardante una badante di un'anziana che è risultata positiva. Sono stati contagiati anche il figlio e la compagna ed è stato chiesto al medico di fare il tampone a questa badante. Però siccome la residenza di questa è in Friuli, ad Azzano Decima, in Friuli, il medico dice che può solo segnalare e non può fare il tampone. Ma guardi, noi abbiamo fatto addirittura un'ordinanza che è ancora vigente, che era quella delle badanti. Ci abbiamo detto che era facoltà da parte dei familiari dell'assistito di far provvedere al tampone. Onestamente questa è una classica posizione da buon senso, no? Perché se la traduciamo come all'italiana, sempre con le scartoffie, non ne viene più fuori. C'è un badante che c'è questo problema, va risolto, scusatemi. Si rechi in un punto tamponi, vediamo di risolvere il problema. Cioè il nostro obiettivo è quello di circoscrivere il virus, non di star qui a perdere tempo con le carte. Certo, grazie. Peraltro posso anche aggiungere che quel medico immagino sia dotato anche di tamponi rapidi, no? Loro ho proprio adesso chiesto se hanno risolto, ma a quanto pare è una settimana che vanno avanti con questa... Ci dia il numero, cosa vuole che le dica? Sì. Perché guardate, questo paese, mi permetto di dirlo, no? C'è sempre le robe non funzionano, però vedete che camminano sulle gambe degli uomini le cose. Se c'è buonsenso, umanità, disponibilità, non c'è una richiesta inevasa da parte nostra, da parte mia e dei miei assessori. Diteci se ne trovate uno, perché chi ci segnala, noi andiamo sempre... Allora, se il medico fa fatica anche a risolvere questo problema, non so cosa farci, cioè cosa volete che vi dica? Ma non sto parlando male dei medici, perché anche qui è sbagliato. C'è tanta gente, la quasi totalità, che fa il suo mestiere, fatto bene. Se qualcuno comincia a dire male carte, guardate, questo medico non ha ragione, ne ha di più da vendere, ma va risolto il problema. C'è sempre l'uomo nella giara, no? Lo salviamo o spacchiamo la giara? Ci andiamo avanti tutta la vita così. Sì, mi rispondono adesso che... Che ha risolto? No, che le danno il numero di telefono. Sì, ce lo dia. Ecco, lo dai a me così vediamo. Esatto, grazie. Ce lo dia il prima possibile, domani vedrà che è già risolta sta roba. Benissimo, grazie Presidente. Prego. Altre domande, colleghi? La Banzan. Prego. Un'integrazione sui vaccini, Presidente. I commessi dei supermercati, dei grandi centri commerciali che sono a contatto, fanno parte dei servizi essenziali, quindi avranno AstraZeneca. Grazie. Bene. Io passerei, intanto vi ringrazio, cedo la postazione alla Vicepresidente che vi dà uno spaccato di quello che è accaduto questa mattina. Quindi ce l'avete in viva voce, lei ha fatto un punto della situazione per ogni provincia.
Poi per carità ragazzi, cioè, era solo Giotto che faceva la circonferenza perfetta, però noi ci arriviamo molto vicini, siamo quasi come Giotto. Prego. Cimabue. Cimabue? Vedo che studiava a Cassavia. E tu hai fatto storia, io no. Però so fare punture. Arrivederci. Grazie. Assessore De Berti, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, stamattina è stato messo in grande prova il servizio di trasporto pubblico locale, insomma sappiamo che comunque gli studenti erano ridotti al 50% pur con la difficoltà del 50% della capienza dei mezzi pubblici. Allora, di fatto stamattina è andato tutto bene. In tutta la regione io ho sentito tra presidenti di provincia, sindaci, assessori, le aziende di trasporto le ho sentite tutte, una ad una, bene o male il servizio era correttamente dimensionato, addirittura in alcuni casi sovradimensionato rispetto alla domanda. Ci sono state alcune criticità, bisogna tenere a bada gli studenti nella salita degli autobus, perché comunque vi è questa tendenza, ma ve l'avevo già detto la settimana scorsa e l'avevamo già riscontrata anche nelle altre regioni, a prendere il primo autobus utile e a voler salire sul primo autobus utile. Bene o male gli stewards, io ringrazio la protezione civile e la polizia locale, le forze dell'ordine, perché c'è stato un dispiegamento di forze questa mattina che comunque controllavano, al di là degli stewards che sono stati assunti dalle aziende di trasporto e comunque il personale che ogni azienda di trasporto ha messo in campo. Sicuramente l'andata, diciamo che tra l'andata e il ritorno, l'andata è la fase più semplice rispetto all'uscita. In questo momento ovviamente è in corso l'uscita da scuola, quindi vediamo un po' le uscite come vanno, soprattutto per quanto riguarda i pericoli di assembramento nelle stazioni piuttosto che nelle fermate più affollate. Ho sentito sia la dottoressa Palumbo che il prefetto Zappalorto, stamattina mi sono un po' confrontata con entrambi. Adesso c'è passata la prima giornata che è andata abbastanza bene, se ci sono state delle sbavature le aziende di trasporto sono già pronte per correggere. Bisogna partire dal presupposto che la situazione deve essere monitorata anche per le prossime, almeno le prossime 2 settimane, non possiamo abbassare la guardia. Stamattina parlando con il presidente Colladon di MOM mi diceva che lui bene o male era in strada alle 6:30 perché è andato a controllare personalmente e mi ha detto che ad un certo punto si è arrabbiato con i suoi perché un autobus secondo lui era troppo pieno e superava il 50%. Fermato l'autobus, hanno fatto contare le persone che c'erano sopra, la capienza era ridotta al 50%, era di 50 studenti o comunque 50 persone e c'erano 44 persone. Quindi mi diceva il presidente Colladon che anche la percezione comunque all'interno dell'autobus sembra magari una percezione di un autobus affollato, però se sono comunque al di sotto dal 50% in giù rispettano la legge. C'erano molti autobus che hanno viaggiato con pochi studenti. Vi dico, ma giusto per darvi qualche numero di autobus aggiuntivi, a Verona hanno messo in campo 70 autobus aggiuntivi, poi ci sono gli autobus che comunque l'azienda di trasporto ha di scorta nel proprio parco macchine e parliamo di 370 corse in più che sono state aggiunte nella giornata di oggi. Un servizio sostanzialmente tarato sul 50%. Vi ricordate che la settimana scorsa vi dicevo che comunque il servizio possono tararlo al 75%? C'è stato chi è già partito oggi tarando il servizio al 75%, chi al 60%, chi ha detto lo farò perché comunque hanno le 3 settimane di tempo per poter arrivare al 75%, lo faranno nei prossimi giorni, e ATV ha messo in campo 70 persone oltre al personale dell'azienda di supporto all'incarrozzamento e un servizio tarato sul 50%. Abbiamo a Venezia, abbiamo a TVO, sempre servizio tarato al 50%, anche a VM comunque. Abbiamo 5 autobus aggiuntivi perché sapete che a TVO fa
Veneto orientale e ha mezzi a sufficienza per poter potenziare le corse. Abbiamo circa complessivamente, ecco, non ho le corse in più extraurbane per TVO, sono 5, complessivamente hanno messo in campo tra ordinario e straordinario 160 corse nella fascia dalle 6.45 alle 8. AVM ha messo in campo 110 autobus aggiuntivi, anche questi Scusi, tarati. Assessore, perdoni, può dirci le città, perché le sigle magari non... Ah, ok, Verona. Allora, Verona 70 autobus sostanzialmente, sì, perché io dopo Se scontato che per l'assessore me. è d'accordo, Poi glieli giro, ma gli volevo fare qualche quel esempio. foglione lì dopo lo darei ai giornalisti. Dopo ve lo giro. L'ho fatto. Sì, ve la integro perché le aziende Grazie di della trasporto, fiducia, Bonnet. le aziende di trasporto mi hanno mandato qualche dato in più che nella tabellina che hanno fatto non c'è, però a Verona 330 corse, 370 corse in più sostanzialmente, con un 50% di servizio e 70 persone a terra. A Venezia abbiamo il Veneto orientale, 5 autobus aggiuntivi, a CTV e arriva tra entrambe le aziende abbiamo 110 autobus aggiuntivi. Abbiamo Bus Italia a Padova, abbiamo sostanzialmente 100 autobus più o meno aggiuntivi, 100-110 autobus aggiuntivi, abbiamo 188 corse in più a Padova e 16 corse in più a Rovigo, anche questo tarato al 50%. Poi abbiamo Garbellini che fa servizio sempre a Rovigo, ha messo 10 autobus in più, sono 18 corse. Comunque anche Garbellini mi diceva servizio tarato già per il 75% di servizio, invece Bus Italia fa la città e la maggior parte della città di Padova e la maggior parte di città di Padova, provincia di Padova e buona parte del Rodigino sempre al 50%. Dolomiti Bus ha tarato il servizio al 75% con 33 corse aggiuntive, gli autobus sono 18 e hanno fatto 33 corse aggiuntive. Anche Treviso e Vicenza hanno tarato il servizio al 60%. MOM a Treviso ha messo in campo 27 autobus aggiuntivi e sono 97 corse supplementari con 57 stewards a terra. Dolomiti Bus 15 persone a terra che non ve l'ho dato. E Vicenza sempre al 60% abbiamo 134 autobus aggiuntivi con 260 corse in più e 41 persone di supporto. A queste 41 persone di supporto, piuttosto che agli stewards, diciamo, che vengono chiamati, c'era protezione civile, polizia locale, forze dell'ordine, insomma è stato messo in campo un dispiegamento di forze non indifferente. Quindi al di là del cercare di capire i ragazzi, il numero di autobus presenti, insomma vi ho detto anche la settimana scorsa, ho caldeggiato le aziende di trasporto affinché rendano il più trasparenti possibili tutte le corse sia ordinarie che straordinarie. Vediamo come va l'uscita da scuola e poi insomma vediamo se c'è qualcosa da tarare, però insomma mi diceva il prefetto Zappalorto ad esempio che anche lui oggi farà delle verifiche, insomma faceva delle verifiche all'uscita, però di fatto diciamo che il dimensionamento ha dato risposta. Bisogna vedere anche quanti studenti oggi magari sono stati accompagnati a scuola dai genitori, perché la domanda deve anche stabilizzarsi nei prossimi giorni, perché non è detto che la domanda sarà quella di oggi, potrebbe subire delle modifiche, perché potrebbe anche essere che magari i primi giorni ci sia più di qualche genitore che preferisce portare a scuola i figli. Comunque diciamo un esito positivo. Grazie Assessore. Domande. Fois, Media Nord-Est.
Buongiorno Assessore, volevo chiederle, visto che era uno dei grossi interrogativi, come è stato l'impatto sul traffico, soprattutto per quello che riguarda città come Padova, Verona, Mestre, insomma le più grandi. Allora, da stamattina ho avuto qualche ritorno, diciamo con qualche criticità su Mestre. Per quanto riguarda gli altri servizi delle altre città, molto probabilmente essendo comunque tarato il servizio sul 50%, eccessive criticità non ce ne sono state rilevate. Certo bisognerà vedere, ed è proprio lì che si deve fare la prova, nel momento in cui il servizio verrà tarato al 75%, voglio dire autobus in più, vuol dire corse in più, e quindi potrebbe essere, se oggi grandi criticità non si sono avute, bisogna vedere che cosa succederà col 75%. Quindi a Mestre ci sono state code proprio perché c'era questa fila di autobus a una certa ora? Sì, mi dice, ho parlato con il direttore di ACTV, mi diceva che hanno avuto qualche... l'importante è che i ragazzi arrivino in orario a scuola, però molto probabilmente hanno avuto qualche ritardo in arrivo degli autobus. Altre domande? Bonet, poi Filippo Tosato. Sì, solo per sgombrare, siccome è in rete e stanno già circolando foto di fermate affollate e anche alle redazioni stanno arrivando segnalazioni, cioè mi pare di capire che si tratterebbe secondo lei di casi sporadici, molto puntuali, allora, non di un fenomeno diffuso. Sì, ma bisogna che capiamo, cioè fermate o la stazione a Verona piuttosto che la stazione a Padova, cioè è difficile che non abbia l'affollamento degli studenti, capiamoci. L'importante è che tengano le mascherine, sono all'aperto, mantengano le distanze. Poi se 500 studenti devono prendere gli autobus per tornare a casa, non è che li possiamo tenere distribuiti per la città e portarli in stazione, quindi sicuramente ci saranno presenze massicce di studenti, l'importante è che stiano lontani. Vi ricordo che a Verona, poi mettendo a confronto le varie province, vediamo dove è stato più efficace il sistema ed eventualmente si corregge. Verona è stata l'unica provincia che ha applicato le 8 e le 9:30, quindi spezzando gli orari, anche modificando l'orario d'uscita a Verona, perché vengono anche fatta slittare l'orario d'uscita proprio per evitare gli assembramenti, perché il doppio orario è proprio per evitare che i ragazzi si assembrino alle fermate, nelle stazioni, piuttosto che davanti alle scuole. Allora, in questo senso, se non ho capito male, il doppio ingresso, doppia uscita viene fatta in provincia di Verona dappertutto e in Riviera del Brenta, no? Se avevo capito bene, nel veneziano. Confermo. C'è la possibilità che questo venga progressivamente esteso anche alle altre province dalla prossima settimana? Allora, secondo me i prefetti raccolto, perché comunque il coordinamento del tavolo continua in capo ai prefetti. I prefetti raccolte le criticità nei primi giorni di riapertura della scuola, se vedono che comunque gli assembramenti o comunque il numero di studenti in giro è gestibile, si può continuare con un'unica entrata e un'unica uscita. Se questo comincia a diventare problematico, potrebbero optare per la doppia entrata e lo sfasamento nell'uscita. Ovvio che ci vuole la collaborazione da parte di tutti, però se mi fanno una foto di un assembramento in stazione a Padova, in stazione a Mestre, in stazione a Verona, comunque nella stazione principale al momento dell'uscita da scuola, cioè qualcuno mi dovrebbe spiegare come facciamo a non dire che non ci siano tanti studenti e non ci sia l'assembramento. L'importante è che ci sia la mascherina e che ci siano le distanze. Quello è assolutamente fondamentale. Filippo, Tosato, Martino. No, è soltanto un dettaglio, Assessore, se ne ha conoscenza, perché non è che possa monitorare ogni centimetro. In generale l'orario d'ingresso è stato rispettato, cioè i ragazzi, gli studenti sono riusciti ad arrivare puntuali? Sì, guardate, ho parlato con tutte le aziende di trasporto, vi dico non ho avuto, dopo non so se per caso c'è stato qualche corsa che è arrivata in ritardo a causa del traffico, ma vedete che solo con i servizi aggiuntivi stiamo parlando di centinaia e centinaia di corse in più rispetto alle centinaia di corse che già
ci sono nell'orario normale, però non ho avuto ritorni. Tenete presente che non ho avuto ritorni 3 ore dopo l'apertura della scuola, quindi cerchiamo un attimo di capire anche nei prossimi giorni. Io continuerò, sì, anche il primo giorno, io continuerò a monitorare e a sentire le aziende di trasporto, a confrontarmi, bene o male mi confronto con il prefetto Zappalorto, perché coordina tutti i prefetti a livello regionale per tenere un po' monitorata la situazione. Non ho avuto, non so voi se avete avuto ritorni voi di ritardi nell'entrata a scuola, ma io non ho avuto segnalazioni di tal genere. Grazie. Altre domande? Assessore De Berti? Mi pare di no, vi ringrazio, ci sentiamo domani. Grazie mille. Adesso vi mando la tabellina.